Il gat coi stivai di Charles Perrault. Un mulinar, quan cal morì, alla sa in ereditata ai sei tre fils d'home chest, un mulin, un mus e un gat. I tre fils faserin in quattro volte la divisione fra di loro de ereditat. Non conventava nessun nodar o procurador che or mangiasse fuori anche quel poco che l'era restato. Il più grande si tignì il mulin, il secondo fi il mus e il frate più piccolo, all'eredità il gat. Il giovane però non arrivava ad darsi pas di essere stato trattato così male e al mugugnave tra di sé. In questa maniera i miei frati si potranno mettersi in società tra di loro e onestamente guadagnarsi il pagnuto. E io invece, una volta che hai mangiato, che hai studiato, e mi sei fatto un goletto con la sua pelliccia, o varrai dome di morire di fame. Il gatto aveva capito tutto e disse: non sta tormentati così, paron. Se tu mi dassi un sacco e un par di stivai che ho poi dilata i sterps dal bosco, ti dimostrerai che tale ereditami non tu sei stato qui sacce sfortunato. Il paron non credè. Ma in che miseria calere, alla città divenne un po' di aiuto per fin di bande di un gatto. Il gatto allora a svelte si mette sui stivai e il sac, in tor, si ranti cordon sul davanti. Da sposi invia verso una riserva di chiacce, li calzaveva essi un nevore di cuninuz salvatis. Al costruire une biele trapule mettendo un po' di semole e salatute saurine in un sac e a spietà che un cuninuz giovane e senza esperienze i colas dentri. Finalmente arrivati a Palu e a sieralo dal sac. Dut braurosa all'è dal re e domandai di chiacchierai. Maestà calaceti il regal che scunin che manda il marchese di Carabas. Pensai che aveva inventato che il nome di fantasia lì per lì. Vadi al tuo paron che lo ringrazi tanto e che gradisce un grum che sto regalo, e rispondè il re. Qualche dì dopo il gat si squindette al miec di un chiam di forment e al mette sempre che il sac in maniera che sté sviert. Appena che dos perni sai entrare in tac, allusierà. E via con tutti i dos. Alle di gnuffa presentarsi dal re, per dare il regalo come che aveva già fatto. Il re contentò ed è anche una buona man a quel strani servidor cui stivai. Il gatto continuò per un 3 mesi a partare regali di che fate. Disin che io aveva chiacciati e io mandava in omaggio il suo paron, il marchese di Carabas. Una di gat al vigne a sapere che il re aveva di là fa un giro in carroccia con Sofia, che era la più bella principessa del mondo, e calzare spassar d'ogni dal fiume.
Il gliat disse al paron. Paron, come tu has di facce che ti dissio? Tu has di là fa un bagno tal flum, tal pont precis che ti disarai io, e dopo tu has di là sa fa tutta me. Il giovin che si faceva passare per l'inventata marchese di Carabas, al fasè come che gli atti aveva dite, ma senza sapere che calcoventave. Biel cagliere te aghe, il re al passare per lì, e il gat si mette a sberlà più che podeve. You died me, il marchese di Carabas alle colatte aghe e alle daure in neasi. You died me, il marchese di Carabas alle colatte laghe e alle daure in neasi. Il re, chialan fur de barconente de carrocce, al cognosè il gliat che aveva portati tanti regai. All'ordinò di fermarsi subito e ai guardis di là aiutà il marchese di Carabas, che si stava inneant. Intanto il giovane al vigneve tira fur de aghe, de guardis, il gliat alle dal re e contà queste altre bale. Che mentre che il suo paron alle ere te aghe, ilaris, i rubarin i vestiti. Invece, all'era stat che il forbat dal gliat a taponaio sotto un clapon. Allora il re all'ordinà di là chiorita sotto i stiel e poi biei vestis calveve e di daiai al marchese di Carabas, calere crotto. Il giovin al mette i vestiti che aveva importati. Il re lo complimentà, al pareve propit ben con che i vestiti. Lo slanciavin, lo fasevin antiamò più bel. Tant che la principessa lui chialà con una certe simpatie e lui chialà tant che si innamorà. Il re al volè finire il gir che l'era da ora fa e disse al giovane di montassù: Calvegni, signor Marchese, calvegni con noi. Il gliat all'è davanti de carrocce. Per strade aierin dai contadins che seavin la erbe. Il gliat furbo urdisè: Buineint, come sta per passare per chi il re? Se noi diseis che quest prata l'è dal marchese di Carabas, io stai affetutis e us fassa polpettis. Quando il re si fermò con la carroccia, domandà di cui calere che il prat che ieri in daura se ha e che, spaventas de menacis dal gliat, Che spraz, sono dal marchese di Carabas. Che spraz, sono dal marchese di Carabas. Che spraz, sono dal marchese di Carabas. Oh, e vesi una bella proprietà, signor Marchese, a disè il re. Il gliat al corre antimò in denant. Al chiatà in cataiava il formen e ordisè: Buinein, come al sta per passare per chi il re? Se noi diseis che chiams di formenta son dal marchese di Carabas, io stai affetutis e us fassa polpettis. Quando il re al passà, domandà di cui calere dut che il formen. Alle dal marchese di Carabas, alle dal marchese di Carabas, alle dal marchese di Carabas, sì, alle dal marchese di Carabas. C'è ben, signor Marchese, c'è ben il formen che ves. Il gliat continuò a le davanti carrocce e minacciava tutti che calchiatava a tor. In che maniere? Il re si maravea di tutti sches richieci scalveve che il marchese.
Il gliat arriva in un biel tistiel che apparteniva a un orcul. L'orcul poi sior di duci. Difatti, gli tieris che il re aveva attraversato erano tutis di quest'orcul. Il gliat si informò sull'orcul. Al savè, c'è miracoli che al saveva fa. Al domandà di fevelai disin che stan che al passava per lì, lui voleva assolutamente risalutare. L'orcul lo faceva entrare con buone grazie. Che si comodi dal salone. Signor Orcul, mi han dite che os aveis trasformasi in tutis lis bestis che o voles. Is è vere, in un leon, un elefant. E dise il gliat. Parta bun, sì. O puoi dimostrarlo come diventerai un leone. Il gliat al chiappà un spavent che e allea squindisi super gronde. Col pericolo di colaiù, per via di che stivai che disinsal, no erin adazza a chiaminar sui cops. Quando l'orcul al tornà normal, il gliat al smontaiù de gronde. Signor Orcul, ben, o hai di ammetti che mi ves fatto veramente tripore. Però mi han riferito che non arrivais a trasformarsi in te animali pui piccoli, come per esempio in un farco, in tune surrisute. A me mi pare impossibile che lui non arrivi. Sarebbe impossibile. Ma ti fa sviudio. E si strasmudà in tune surris che correva svelta torpa al pavimento. Il gliat, come che la lampà, zac, la mangià. In quel mentre stava arrivando il re, che di lontano aveva veduto che il magnifico cistiel e al voleva visitarlo. Il gliat al sentì arrivare la carroccia e al Corea Vierge il portone. Maestà, al sede il benvenuto al cistiel dal Marchese di Carabas. Ma c'è un marchese, Al dise il re. che cistiel alle vostre. Non hai mai veduto nulla di più bello. C'è maravilloso giardino. Mi fasi al vio di dentro. C'è eleganza. C'è armonia des linis. C'è grandiosità. Il fals marchese si fece chiappare sotto braccio de principesse ed auda il re a entrare in tal cistiel. Rivaste sale a chiatare in une taule pronte, plene di robe buine di mangiare, che l'orcul aveva preparato per i suoi amici, che aveva indivignì a chiatarlo proprio che di lì. Ma savin che l'era arrivato il re, non sarin a presentarsi. Il re al fu proprio conquistato di tutti che sbuini manieris che aveva che il marchese di Carabas. Si sentà a mangiare e a bevi e dopo un quattritais al disè. Signor marchese, se o volesse o potesse diventare mio zinar e sposarmi figlia, la principessa. Il zovin non fase complimenti, all'accettava volentieri e al maridà la principessa che stes dopo di misdì. Naturalmente il gliata resta con loro. Id eri, quando l'era un viaggio, un fof cussin di sede ed ogni dal fuoco e di star una fresca cove sotto pergole. Così il pur fi dal mulinare al diventare l'uomo di una principessa
Ma stan che l'era un giovane onesto e sincero al voler di la verità, sedia e principesse che al re. Ur contà per filo e per pom, come che ieri in ladis lis robis. Una volta dite tutte la verità, si sentì più liser, così al poter vivi beato e content con la sua principesse e col suo gat. Calveva in mo, in tor, istivai.